Oggi vi parlo di Palinuro. Palinuro, la canzone contenuta nell'album Appunti di viaggio. La canzone parla ovviamente del personaggio dell'Eneide, Palinuro, il timoniere di Enea, il nocchiero di Enea. Questa canzone è stata scritta, come tante altre, da Nicola Rollando, cantautore di Sesse Levante, che tra le tante cose che ha fatto nella vita ha fatto anche il pescatore di Lampara, quindi conosce molto bene il mare. Sentirete delle parole che stonano con l'Eneide, tipo sigarette, giornali. Ecco, non si tratta ovviamente di un errore, ma si tratta proprio della vera e propria firma dell'autore. Scaglie di pesce, sui capelli il giornale, le onde che ridono abbracciate alla sera, ti porti nel sangue l'odore del sale, per una Madonna, una storia più vera. Il silenzio e i rumori si miscelano in fretta, sulla faccia del mare, alla faccia dei sogni, ci si fuma la vita dentro a una sigaretta, dentro la solitudine, i destini maligni. Eneide, libro quinto, la morte di Palinuro. Enea con i troiani e la sua flotta si trovava in mare, in navigazione, in direzione Roma, partito da Troia dopo la guerra. Succede un po' di tutto, non era un viaggio semplice, aveva alcuni dei contro. Soprattutto una, Giunone. Giunone fece parecchi scherzi. Ad esempio, quando già erano arrivati sulle coste della Sicilia, mandò una tempesta fortissima che scaraventò le navi della flotta troiana sulle coste della Tunisia, dove peraltro viene accolto anche benissimo da Didone, la regina di Cartagine, che si innamora di Enea. Quindi non fu facile ripartire dalla Tunisia per andare a Roma, anche i troiani stessi stavano molto bene lì. Ma ripartì perché doveva a tutti i costi arrivare a Roma. Tornati ancora una volta sulle coste della Sicilia, per la precisione ad Agropoli. La leggenda vuole che Agropoli sia stata fondata proprio da Enea in quella circostanza. Si fermarono per rifocillarsi, ma soprattutto per celebrare l'anniversario della morte del papà di Enea. Voci abbaglianti come trecce di sabbia, riflessi dolcissimi annodati ai ricordi. Non si ferma mai il mare, il motore, la rabbia, tra le ore che vanno e i riverberi sordi. Se si parla è per ridere o per bestemmiare, forse una figlia, un'angoscia, un amante, magari 200, senza esagerare. Fammi luce, fratello, sono troppo distante. Finiti i giochi in onore del padre, giochi peraltro truccati dagli dei, che è il primo caso di calcio scommesse, direi. Finiti i giochi, dovevano ripartire, ma Giunone fece un altro scherzo. Questa volta prese le sembianze di una donna troiana e convinse le altre donne a boicottare l'impresa di Enea, dando fuoco ad alcune navi della sua flotta. Questa volta il colpo fu duro. Fu molto duro per Enea, non sapeva più come fare per convincere i troiani a ripartire e arrivare finalmente a Roma. Chiese quindi consiglio e aiuto a sua madre. Sua madre era niente po' di meno che Venere, quindi non proprio una dea da poco. Venere a sua volta chiese consiglio a Nettuno, il parere a Nettuno, il dio del mare, e chi meglio di Nettuno poteva sapere come sarebbe andata la navigazione da lì in poi. Nettuno la rassicura, dice che suo figlio sarebbe arrivato sano e salvo, senza più intoppi, a Roma. Questo però avrebbe avuto un prezzo, un piccolissimo prezzo, la morte di un solo troiano. Palinuro, stanotte puoi dormire sereno, ho una forza tremenda, cambierò il tuo destino, piloterò le tue stelle verso nuovi orizzonti, aspetteremo che l'alba se ne scappi tra i monti. Palinuro, stanotte puoi nuotare con me, ho 2 spalle bestiali che fanno per 3, trasformeremo il futuro in un incubo strano, puoi fidarti di me come il lampo del tuo. Praticamente niente, cosa volete che sia? La morte di una persona
dopo anni di guerre, navigazioni, tempeste, carestie, qualsiasi cosa, quindi ovviamente un costo nullo. A quel punto Enea, forte del favore degli dei, convince il suo popolo a ripartire. Ma arrivati sulle coste del Cilento, a Spane tra la Basilicata e Salerno, gli dei vollero che gli fosse pagato il prezzo, ovvero la morte di questo troiano. E chi era quel fortunello? Quel fortunello prescelto? Era Palinuro. Palinuro quella notte si trovava aggrappato al timone, anche se non ce n'era bisogno perché il mare era calmo, come promesso dagli dei, e era tutto a posto, poteva anche riposare, ma lui voleva rimanere fino all'ultimo secondo alla guida della nave, l'abbiamo detto, era una persona tutta di un pezzo. A quel punto gli dei mandarono Morfeo, il dio del sonno, un altro dio in persona che scende per cercare di fregare Palinuro. Prende le sembianze di un marinaio, si avvicina a Palinuro e cerca di convincerlo a lasciare questo timone e andare a riposare. Palinuro ovviamente rifiuta, voleva rimanere fino all'ultimo lì e si aggrappa ancora più forte a questo timone. Morfeo dovette quindi usare i suoi superpoteri, usò un rametto intriso di una qualche sostanza soporifera per addormentarlo. Quindi Palinuro cadde in acqua, ma non affogò, non morì così, perché Palinuro era ovviamente anche un ottimo nuotatore. E arriva a nuoto fino alle coste, fino alla spiaggia di Palinuro, il paese che porta il suo nome in onore suo. A tal proposito voglio salutare il gruppo omaggio a Fabrizio e Andrei, Passaggi di Tempo, che sono proprio di quelle zone, con cui ho avuto il piacere di collaborare alcune volte. E ho cantato proprio in quei posti, nel Golfo di Policastro. Palinuro, stavolta sarò io il timoniere, avrò 1000 sirene a parlarti d'amore e non ti lascerò in mezzo a dei traditori, li prenderò a calci, li sbatterò fuori. Palinuro, stavolta vedrai vinceremo, parlerò al capitano, gli dirò che è uno scemo. Palinuro, ti prego, non dormire stasera, ho un presagio di morte che mi prende alla gola. Palinuro arriva a nuoto, non muore, ma viene trovato da un gruppo di una tribù locale che lo uccide barbaramente. Ma non solo, non lo seppellisce, e questo voleva dire dannazione eterna. Dante lo ritrova poi nel suo purgatorio, quest'anima in pena, e anche Enea non se ne fa una ragione. Arrivato a Roma vuole andare a Palinuro a cercare il suo compagno e dargli finalmente la sepoltura. E a distanza di secoli poi è stato costruito addirittura un monumento a Palinuro. Sta di fatto che grazie alla sua morte la flotta di Enea arriva finalmente a Roma. Morale della canzone: la morte di Palinuro fu indispensabile per il compimento di una grande impresa. La mia domanda è questa, la domanda che farai a Palinuro: ne valsa la pena? L'avessimo chiesto a lui, a Palinuro, ovviamente avrebbe risposto: ma sì, certo, io sono pronto a morire per Enea, sono pronto a morire per Troia. Ovviamente sì. La stessa domanda avremmo potuto farla ai milioni di soldati che sono morti nelle tantissime guerre. Il giorno in cui partivano per la guerra gli avessimo chiesto: è necessario? Certo che sì, non tutti, ma molti avrebbero risposto: certo che sì, io parto per servire la mia patria. Sono pronto a morire per la mia patria. E se questa domanda gliel'avessimo fatta oggi, a distanza di tanti anni, col senno di poi, visto come sono andate le cose, siete ancora sicuri che ne valesse la pena? È un chiaro invito alla diserzione.